Riccardo era un uomo di profonda fede, nato tra le dolci colline del Galles, in una terra che sembrava accarezzare il cielo. Da giovane era pieno di curiosità e sete di conoscenza. Studiò nelle prestigiose università di Oxford e Cambridge, ma in fondo al suo cuore sentiva che c'era qualcosa di più grande da cercare, qualcosa che non poteva trovare tra quei libri. Un giorno sentì una chiamata più profonda, quella della vera fede. Seguendo il cuore, decise di lasciare tutto e abbracciare il cattolicesimo. Non era una scelta facile. In quel tempo la sua terra era divisa e chi sceglieva di seguire la fede cattolica veniva guardato con sospetto, a volte con odio. Ma Riccardo non aveva paura. Si sposò, ebbe 6 figli e trovò nella sua famiglia una fonte infinita di amore e forza. Era un insegnante di grande passione e molti giovani cercavano la sua saggezza, ma non erano tempi tranquilli e la sua scelta di fede lo mise presto in pericolo. Decise di nascondere la sua scuola in una vecchia fattoria, lontano dagli occhi delle autorità, sperando di poter continuare a insegnare in pace. Una notte, però, tutto cambiò. Fu riconosciuto da qualcuno che aveva abbandonato la fede, un uomo che aveva dimenticato il valore della verità. Questo lo denunciò alle autorità. Riccardo fu arrestato, ma con il cuore leggero e lo sguardo fiero riuscì a fuggire nella notte. Per 1 anno e mezzo visse come un uccello libero, nascosto tra i boschi e le colline, protetto solo dalla sua fede. Alla fine, però, fu catturato di nuovo e rinchiuso in prigione. Fu costretto a rimanere in una cella fredda per 4 lunghi anni, durante i quali cercarono di spezzare il suo spirito. Gli chiesero più volte di rinnegare la sua fede, ma lui rifiutò con dolcezza e fermezza. Riccardo non aveva grandi ricchezze, solo il suo amore per la verità. Quando il giudice chiese come avrebbe pagato le enormi multe che gli avevano inflitto, lui sorrise e disse di avere 6 pence. Il giudice, incredulo, non riusciva a capire come un uomo così povero potesse essere così ricco di coraggio. In prigione, Riccardo trovò conforto nelle parole. Scriveva poesie nella sua lingua madre, il gallese, versi pieni di speranza e amore per la sua fede. Incoraggiava i suoi compatrioti a rimanere fedeli, nonostante tutto. Ogni verso era come un raggio di luce in mezzo all'oscurità, una fiamma che non poteva essere spenta. Poi arrivò il giorno del suo ultimo processo. Fu accusato di aver cercato di riconciliare qualcuno con la Chiesa di Roma, ma Riccardo non aveva mai parlato con quella persona. Tuttavia, la giuria non volle ascoltare la verità. Fu condannato a morte. Sua moglie, con il loro figlio in braccio, fu chiamata a testimoniare. Quando le dissero di non seguire l'esempio del marito, lei rispose con coraggio: «Se cercate sangue, prendete anche il mio». Quando arrivò il giorno dell'esecuzione, Riccardo camminò verso il patibolo con il cuore pieno di pace. Tra la folla vide i suoi amati studenti e benedisse sua moglie e suo figlio. Chiese perdono a chiunque avesse potuto offendere e perdonò il suo carnefice. Il momento era vicino e mentre il suo corpo soffriva, Riccardo gridò al cielo: «Gesù, abbi pietà di me!» In quel grido si sentiva tutta la sua fede, tutto il suo amore per la verità. E poi, in un attimo, la sua anima volò libera, più libera di quanto fosse mai stata. Riccardo morì,
ma la sua memoria rimase viva nei cuori di chi aveva conosciuto la sua bontà e il suo coraggio. La sua vita era stata un faro di luce in un mondo pieno di oscurità e ancora oggi la sua storia ispira chiunque cerchi la verità con cuore puro. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.